Museo del Territorio di San Daniele. L'attuale sede del Museo del Territorio era in origine un convento, le cui dimensioni rispecchiavano all'incirca quelle attuali. 3 piani suddivisi in 60 spazi tra celle, camere, solai, granaio, cortile, orto e frutteto. Dal 1866 divenne proprietà dell'ospedale di San Daniele e finalmente nel 2004 la sede del Museo del Territorio. Il primo nucleo museale può essere considerato a pieno titolo il lascito del professor Giuseppe Vidoni, psicologo sandanielese che stabilì di donare alla comunità il suo patrimonio artistico. A questo primo lascito si unirono ulteriori donazioni, come le collezioni Contardo e Gattoli, il materiale di scavi archeologici e di ricerche etnografiche, oltre al deposito conservativo delle opere sottratte ai danni del terremoto del 76. Nel Museo del Territorio potete ammirare beni che sono la testimonianza dello sviluppo storico, culturale e artistico dell'area collinare. Un patrimonio che comprende anche una grande varietà di oggetti del Novecento, provenienti dai mondi artigianale e contadino. Tra le opere imperdibili, nella vostra visita al museo, Ritratto di Gentiluomo di Angelica Kaufmann, un dipinto oggetto di studi internazionali, e le pale d'altare risalenti al XV secolo, una delle quali realizzata da Leonardo Tanner, celebre pittore e intagliatore bavarese. Per maggiori informazioni e visite guidate, consultate l'ufficio turistico Pro San Daniele di via Roma 3 oppure visitate il sito infosandaniele.com.